Dariuccio è un picciotto che impiega tutta la sua giornata a smurritiare sui social network. Ogni minima fissaria che faceva lo doveva fare sapere a tutti. Oggi il mio uccello è in cerca di scagliola. Aveva discussioni con la zita, lo scriveva su Facebook. Aveva discussioni con il principale, lo scriveva su Twitter. Si faceva l'uova fritta, subito fotografia su Instagram. E su WhatsApp ci atturrava ogni 5 minuti chi messaggi vocali. Insomma, era un scassabaddotto sociale. Io a Dariuccio, glielo dicevo sempre, tu, sei malati ci rivedo. Ormai tutti con questi telefonini in mano, ora basta, vi si aggrippano poi parcelle. Ma che è, finito l'intervista? Aspetta, prima che aiuta la telecamera facciamo un selfie. Hashtag intervista e si muore subito. Un giorno, mentre era stinnicchiato, un terremoto ci toppoleò e Dariuccio cominciò a tremare tutto. Come tutti sappiamo, una persona normale, quando succede una cosa chissà, cosa fa? Scappa a mensaggiata e ghecca voce, ma Dariuccio era diverso e si impulsò davanti il computer. Mentre ci amorreteava con F5, la plafoniera si staccò l'utietto e o piglionchino. Quando diciamo noi altri in gergo tecnico ti rompisto chicchiriddo, u cerevieddo venne sbattuliato ricca e da a te poco toletta. I neuroni satano nell'aria tipo rodeo, pierdono conoscenza e si morì subito. Mi ritornano